Adesso prende la parola il dottor Mariotto Aldo, direttore sanitario dell'USSEI. Intanto porto i saluti, buongiorno a tutti, porto i saluti del direttore generale, il direttore generale dell'USSEI Euganea Paolo Fortuna e ringrazio per l'invito a questa organizzazione, ringrazio in particolare il presidente anche Ongaro perché anch'io condivido il fatto così che dimostri un impegno veramente straordinario per la difesa della disabilità visiva. Sono contento di essere qui per diversi motivi, intanto di essere a Mogliano Veneto dove effettivamente anch'io sono cresciuto, sono nato a Venezia, però poi dai 6 anni sino al matrimonio, così ho abitato, ho carissimi ricordi anche, fatto un po' curioso che i due direttori sanitari di Padova, della SEI Euganea e dell'azienda ospedaliera, così siano un po' cresciuti assieme e forse mi permetto di dire che potrebbe essere uno degli ingredienti che favorisce i buoni rapporti, se non eccellenti, che ci sono tra queste due istituzioni, che non sempre è stato così, perché i problemi sono veramente complessi. Poi mi fa piacere essere in un convegno in presenza finalmente che dà un po' un senso di liberazione anche e fa pensare che quanto importanti siano anche i problemi dei pazienti senza il Covid, che non sono meno importanti di quelli dei pazienti con il Covid e per questo la Regione del Veneto si è molto impegnata perché in adempimento alla legge finanziaria ha chiesto a tutte le aziende un programma per il recupero delle prestazioni sospese. Per esempio la nostra azienda, cito, per le prestazioni ambulatoriali, tra quelle semplici e complesse, c'erano 40.000 prestazioni in sospeso, però teniamo presente che noi produciamo attorno ai 3.200.000 prestazioni l'anno e 5.850 ricoveri chirurgici. Ora, nel monitoraggio che abbiamo dovuto fare dopo il primo trimestre durante questa settimana, cito anche con un po' di piacere che siamo in vantaggio rispetto al piano di recupero dell'11% sui ricoveri chirurgici e il 68% sulle prestazioni ambulatoriali, quindi a testimonianza veramente che c'è un impegno da parte delle istituzioni, da parte degli operatori che sono molto sensibilizzati su questo tema e lavoriamo in forte sinergia a Padova con l'azienda ospedaliera perché ci scambiamo i programmi, condividiamo tutti i presupposti e i programmi di miglioramento. Poi la nostra è un'azienda SEI Euganea, posso dire molto grande, molto estesa perché conta 950.000 abitanti, nasce dalla difficile fusione di 3 ex aziende, 15, 16 e 17 e ha un'impostazione però di vocazione diciamo territoriale anche se ci sono 4 ospedali, nel senso che l'impostazione è quella della moderna sanità pubblica in cui noi ci sforziamo di comprendere tutti i bisogni della popolazione che sono semplici e sono complessi e cerchiamo di dare risposte efficienti nel senso dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse ed efficaci nel senso di mirare al miglioramento della salute. Ora la salute, come sappiamo dalla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha 4 dimensioni: la dimensione fisica, la dimensione psicologica, la dimensione sociale e la dimensione spirituale che ha a che fare con la dignità della persona. Ora, la disabilità visiva riassume benissimo questi 4 problemi perché è evidente che accanto alla disabilità, che la disabilità fisica con le ristrettezze che comporta influisce su tutte le altre dimensioni. Quindi è veramente prioritario per un'azienda come la nostra, ma credo per tutte le aziende, considerare la patologia visiva
che porta a disabilità oltretutto, è fondamentale per la salute pubblica che siano promossi interventi efficaci per ridurre l'onere sia per i pazienti che per la società, perché i riflessi sono molteplici. In questo, intanto ringrazio anch'io la parlamentare, e c'è stata una legge nuova comunque, che è stata fortemente voluta dalle associazioni e da molta politica, che è la 175 del 10 novembre del 2021. Questa è una legge importante sulle malattie rare e cito soprattutto 3 articoli. L'articolo 6, istituzione del fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare. L'articolo 11, finanziamento della ricerca sulle malattie rare, che abbiamo il professor Parmigiani. Chiaramente la ricerca è uno dei punti centrali di una cosa di questo tipo. E poi c'è anche l'articolo 12 degli incentivi fiscali, sempre per la ricerca, che consente una detrazione, mi pare, del 65%. Ora confidiamo che l'applicazione nel territorio nazionale avvenga in modo omogeneo, evitando, diciamo, differenze dei livelli assistenziali tra le varie aree. E quindi per quanto riguarda il centro di Campo San Piero, è un centro estremamente produttivo, direi, perché per esempio l'anno scorso sono stati effettuati, nonostante tutti i problemi, 410 interventi chirurgici di vario tipo e 2888 prestazioni specialistiche ambulatoriali. Abbiamo il nostro centro specializzato che è un fiore all'occhiello, abbiamo delle innovazioni, abbiamo l'attrazione da fuori regione che è attorno al 17-18%, quindi la testimonianza dell'attrattività del centro, ed è evidente che noi vogliamo, diciamo, perseguire assolutamente questa cosa. Ci rendiamo disponibili anche con gli utenti della vostra associazione per incontri, per l'ascolto e per migliorare le cose. Quindi auguro, ringrazio ancora per l'invito e auguro i migliori auspici per i lavori della vostra assemblea.